via la strana maturità ai tempi del Covid-19, rigidissime le misure anticontagio, un colloquio light di circa un'ora articolato in 5 momenti. Passa in aula il DDL sullo snellimento delle procedure amministrative, di pieni poteri a Musumeci per le emergenze. È libera la moglie del panettiere Filippazzo, lei avrebbe cercato di disarmare il marito, lui resta in carcere accusato di tentato omicidio, avrebbe tentato di sparare ad un macellaio. Flash mob all'aeroporto di Trapani contro la scelta di Alitalia di lasciare lo scalo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Al via la strana maturità ai tempi del Covid-19 per 44.000 studenti siciliani. Mascherina, gel disinfettante e metro per la distanza di sicurezza e soprattutto l'assenza di pubblico. Banchi distanziati, aule deserte, rigidissime le misure anticontagio messe in piedi dalle scuole. La prova nella forma light voluta dal ministro Lucia Azzolina, un colloquio di circa un'ora articolato in 5 momenti. Oltre ai 15.000 professori e più di 1.200 presidenti di commissione verificano la preparazione acquisita nell'anno scolastico più strano dal dopoguerra ad oggi. Le telecamere di TVA oggi a Leonardo e al Foderà. Vediamo. Al via oggi gli esami di Stato dell'era dopo Covid-19, norme rigorose adottate dalle scuole di tutta Italia, distanza di sicurezza tra l'esaminato e la commissione esaminatrice. Gli esami vengono svolti un alunno per volta. Gli alunni accompagnati dai genitori che possono assistere all'esame, solamente uno, deve prima entrare e firmare un'apposita dichiarazione con i propri dati identificativi e solo dopo si potrà accedere all'esame. Quest'anno anche la novità della Croce Rossa Italiana con una postazione Covid nelle vicinanze di dove si svolge l'esame. L'esame dura circa un'ora, poi si passa all'altra candidata. A fare la maturità e sono abbastanza ansiosa, però penso che andrà tutto bene, diciamo. Ti sei ritrovata con i tuoi colleghi di scuola? Ecco, che anno è stato? Un anno monco? Una tua impressione, insomma? È stato un anno, diciamo, strano, che ha deluso un po' le mie aspettative riguardo l'ultimo anno, perché avrei sinceramente pensato di passarlo con i miei compagni. In realtà siamo stati 3 mesi in casa, in quarantena, però dai, siamo tenuti in contatto attraverso la didattica a distanza, che ci ha permesso di mantenere un rapporto con i professori e con gli alunni. Ecco, una cosa impensabile fino a qualche anno fa, no? Esatto, chi se lo poteva immaginare che saremmo rimasti tutti insieme, tutti a casa per 3 mesi, senza poter uscire, senza poter vedere i nostri amici, avere rapporti sociali. È stata abbastanza dura, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco, lei ha deciso di accompagnarla, un po' all'antica, insomma. Mi tocca, anche perché sono di fuori, quindi bisogna accompagnarla qua con la macchina e poi mi hanno detto che posso anche diciamo, testimoniare e accompagnarla sopra all'esame. Cioè può assistere all'esame di sua figlia? Sì, a quanto pare sì, con le dovute cautele che ci sono. È differente dagli altri anni, più difficile. Poi con il fatto di questa scuola a distanza sarà più complicato. Comunque alla fine, insomma... Vabbè, ce la faranno. Allora, ci sono delle regole precise da seguire, i ragazzi non possono entrare, devono fare la certificazione, ecco, voi siete qui all'ingresso, ecco, cos'è che fate effettivamente? Gli utenti che entrano devono seguire un percorso, che abbiamo predisposto un piano per il percorso, e poi all'ingresso devono compilare l'autocertificazione sia l'allievo e sia eventualmente il genitore che l'accompagna. Allora, siamo con il vicepresidente dell'istituto perché ci darà una panoramica su come si stanno svolgendo questi esami di Stato un po' insoliti per via del Covid-19. Allora, in questa emergenza diciamo, Covid ci ha imposto delle restrizioni e quindi noi ci siamo organizzati in modo tale da rispettare tutta la normativa diciamo, che è stata emanata nell'ultimo periodo. In particolare abbiamo attrezzato le aule rispettando le distanze sociali, quindi la distanza tra persone non deve essere inferiore ai 2 metri, abbiamo utilizzato dei parafiati, abbiamo imposto l'utilizzo delle mascherine
L'autocertificazione d'ingresso sia per quanto riguarda i candidati che i familiari che accompagnano. Ci siamo attrezzati anche con un'aula Covid che viene gestita da un volontario della Croce Rossa. Abbiamo trovato veramente logisticamente tutto a posto perché era già la segnaletica messa bene, tutte le norme di sicurezza da rispettare. Il primo candidato ha già fatto la sua performance, è andata benissimo, devo dire che il clima è molto sereno. I ragazzi li vedo anche tranquilli, anche perché i commissari sono tutti interni, professori che li conoscono benissimo, per cui una certa serenità la percepisco, si avverte proprio nell'aria, e questo è bello perché i ragazzi hanno vissuto dei mesi un po' particolari, molto particolari, non sono abituati a stare da soli, è bello a questa età stare insieme, quindi il fatto di essere stati chiusi in casa un pochino li ha traumatizzati, e devo dire che la prima ragazza ci diceva proprio questo: è strano che non ho i miei compagni qua con me perché ha potuto assistere solamente una persona all'esame come da regolamento, però devo dire che è andato benissimo, il clima è sereno e questo ci conforta e mi piace. Ci sarà un'ulteriore prova oltre a questa? È un colloquio orale che prevede diverse fasi, in cui il ragazzo darà mostra proprio e ci dimostrerà la sua maturità. Vogliamo andare e dobbiamo andare al di là dei contenuti, a noi non interessano, non è questo il momento dei contenuti, questo è il momento di andare a verificare veramente la maturità, la personalità, l'essere del ragazzo, chi è e cosa vuole fare nella vita. Ecco, quest'anno tra le curiosità dell'esame di Stato c'è anche il punto Covid gestito dalla Croce Rossa. Ecco, ci dica qualcosa gentilmente. C'è stato un accordo tra MIUR, Croce Rossa Italiana e Istituto Superiore della Sanità. Hanno convenuto che venissero fornite delle linee guida per quanto riguarda la sicurezza in ambito lavorativo, e quindi vengono date delle indicazioni proprio per quanto riguarda la presenza, per esempio, dei dispenser, più che il distanziamento tra le persone. La nostra presenza è comunque molto discreta, nel senso che vuole essere semplicemente quella di supporto per quanto riguarda i docenti nella verifica della distanza tra le persone e il rispetto di quelle che sono le indicazioni date. Oggi gli esami, vi siete organizzati, sicurezza, ecco, ci dica qualcosa che meriti il risalto al Foderà e alla vostra attività didattica. Che sono state attivate tutte le norme di sicurezza, abbiamo tutti i dispositivi, stanno svolgendo in tranquillità gli esami, quindi tutto a postissimo. Ecco, un anno particolare anche al Foderà, come è stato vissuto in generale? Allora, naturalmente i primi giorni, quando è stata avvisata la malattia, diciamo il Covid, fortunatamente, come si sa, da noi non ci sono stati casi, comunque l'abbiamo vissuta con la cautela, abbiamo attivato tutte le normative, quello che si poteva fare, poi siamo andati smart working, per cui siamo stati a casa per quello che si poteva fare, lavorando da casa, anche il personale ATA ha lavorato benissimo da casa, e gli insegnanti hanno attivato la DDA, quindi la didattica a distanza. La vostra scuola ha dato particolarmente risalto alle segnaletiche che vediamo per terra, per il distanziamento. Ecco, come mai e quanto sono importanti in questo momento? Sono molto importanti perché effettivamente bisogna stare attenti, bisogna stare sempre allerta. Il nostro segretario e il nostro preside si sono attivati appunto per mettere in sicurezza chi transita nel nostro istituto e anche i lavoratori del nostro istituto. Questa mattina i ragazzi hanno rispettato le tempistiche relativamente agli esami e al preesame? Sì, sono stati tutti molto disciplinati, arrivano, firmano il registro del transito nella scuola e poi l'autocertificazione. Stessa cosa per le commissioni, stessa cosa per i lavoratori che sono in sede al Foderà. Il nuovo anno come lo state preparando? Il nuovo anno sicuramente con le stesse norme che stiamo attivando per quanto riguarda gli esami di Stato, sicuramente ci saranno il distanziamento tra gli alunni, questo lo faremo ovviamente in corso d'opera quando riprenderemo a lavorare tutti i giorni, se non andremo di nuovo in smart working, con naturalmente la sensibilità del nostro preside e del segretario.
Ars passa in aula il contestato DDL sullo snellimento delle procedure amministrative e i pieni poteri a Musumeci in caso di emergenza. I dettagli nel servizio. Via libera alla semplificazione burocratica e pieni poteri al governo in caso di dichiarazione di stato di emergenza. In sostanza, da oggi scatta il silenzio assenso per tutta una serie di richieste di autorizzazione presentate da imprese e cittadini, dal fotovoltaico agli impianti di rifiuti e altro ancora. Il tutto in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione. Ma con un emendamento proposto dall'opposizione in commissione si depotenzia comunque questa facoltà. Ovvero il silenzio assenzio e quindi il via libera all'autorizzazione richiesta dal privato scatta solo su apposita comunicazione della Regione. In soldoni ci dovrà essere un dirigente regionale che si prende la responsabilità di dire: noi non abbiamo valutato ancora la pratica entro i tempi previsti dalla legge, ma vi diamo l'autorizzazione. Nello stesso DDL prevista anche la possibilità di presentare per le varie domande semplici autocertificazioni sui requisiti richiesti dalle norme. Sarà poi la Regione a verificare la veridicità di queste dichiarazioni. A questo DDL si è aggiunto un emendamento voluto dal Governo, di fatto un altro DDL che dà pieni poteri al Governo in caso di emergenze, cioè in caso di dichiarazione di emergenza da parte della Regione, non solo in caso di terremoti e pandemie, ma anche per problemi infrastrutturali, economici e ambientali, come nel caso ad esempio dei rifiuti. Il governatore può nominare in questi casi dei commissari speciali che a loro volta potranno derogare anche alle norme sugli appalti e sulla tutela paesaggistica, prevedendo il dimezzamento dei tempi autorizzativi. Duplice omicidio dei fratelli di Canicattì, la Monaca disposta autopsia per risolvere il giallo. Vediamo. Dall'esame autoptico è attesa una prima verità, magari risposte nodali al rebus legato all'uccisione dei due fratelli canicattinesi su cui indagano i carabinieri di Caltanissetta. Domani mattina infatti all'obitorio dell'ospedale Santeria è in programma l'autopsia sui cadaveri di Calogero, la Monaca, 74 anni, e del fratello maggiore Filippo, di 76 anni, uccisi nella loro tenuta nelle campagne di Delia. Mentre sull'identità del primo, Calogero, non c'è dubbio, sul secondo sarà proprio l'esame affidato al medico legale Cataldo Raffino a sciogliere i nodi, perché i suoi resti intrappolati sotto un fuoristrada in disuso e dato alle fiamme sono stati trovati carbonizzati. Calogero, la Monaca, invece, è stato assassinato con un violentissimo colpo di pietra alla testa. L'arma del delitto, ancora insanguinata, è stata trovata accanto a lui e la sua identità, nonostante la ferita lo abbia sfigurato, è stata confermata dal riconoscimento effettuato dai familiari, mentre è ancora da comprovare con esattezza a chi appartenga quel corpo bruciato. Secondo l'ipotesi investigativa già avanzata nell'immediato, sarebbe il maggiore dei due fratelli, la Monaca. L'esame necroscopico dovrà confermare l'identità e le cause della morte, perché da una prima ispezione cadaverica non sarebbero emersi segni di violenza, coltellate o colpi d'arma da fuoco. Un passaggio cruciale dunque. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri guidati dal tenente e colonnello Alessio Artioli sotto il coordinamento dei sostituti Stefano Strino e Nadia Caruso, per dare un volto e una identità agli assassini, ma anche un movente al duplice delitto che in questa fase è ritenuto come frutto dell'impeto. Quel colpo di pietra risultato fatale infatti lascerebbe presupporre un incontrollato scatto d'ira del momento, nulla dunque di premeditato, e mentre vanno avanti altri interrogatori da parte dei militari restano ancora zone d'ombra sul massacro di Contrada Deliella. Colpo di scena nella vicenda di un tentato omicidio all'interno di un esercizio commerciale di Porto Empedocle avvenuto lunedì mattina. Il pubblico ministero Gianluca Caputo, dopo aver esaminato le testimonianze di un poliziotto e di un finanziere presenti al momento dell'aggressione, ha disposto la liberazione di Antonina Pullara, 44 anni, finita ai domiciliari, con l'accusa di aver detenuto l'arma clandestina che il marito Vincenzo Filippazzo, 46 anni, avrebbe voluto, sostiene l'accusa, usare per uccidere un commerciante che lo avrebbe invitato ad andare via, visto che era andato lì per risolvere un litigio con il fratello, che non c'era. Filippazzo si sarebbe presentato insieme alla moglie in macelleria portando con sé una pistola semiautomatica. Sul posto però avrebbe trovato solo il fratello. Quando sarebbe stato invitato ad andarsene si sarebbe consumato il tentativo di omicidio e avrebbe impugnato la pistola tentando di sparare 3 volte all'altezza del petto del macellaio, tutto per fortuna sfumato alla luce del cattivo funzionamento della rivoltella. I
carabinieri arrivati poco dopo hanno bloccato i coniugi e trovato la pistola nascosta nelle parti intime della donna. Il PM è arrivato alla conclusione che la donna ha disarmato il marito e poi cercato di aiutarlo a sottrarsi all'arresto nascondendo la pistola. In sostanza, l'unica imputazione che le si può muovere sarebbe il favoreggiamento, che però non è punibile se commesso a vantaggio del marito. Per Filippazzo Fornaio è stata invece chiesta la convalida del fermo e l'applicazione della custodia in carcere per le accuse di tentato omicidio, minaccia aggravata e detenzione di arma clandestina. Torniamo a parlare adesso dell'operazione Cutrara, armi nel giardino del boss di Castellammare del Golfo. Vediamo. Nel corso dell'operazione antimafia denominata Cutrara, in cui sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti esponenti della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, i militari dell'Arma operanti hanno contestualmente eseguito decine di perquisizioni, in particolare in una di esse tesa a verificare quanto emerso nel corso delle pregresse attività investigative, ovvero che Francesco Domingo, identificato quale vertice della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, avesse occultato delle armi in un fondo agricolo nella sua disponibilità. L'attività ha richiesto la partecipazione di diversi reparti specializzati anche di altre forze armate, lo squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, le unità addette alla ricerca di armi del nucleo Cinofili di Palermo, il 4° reggimento guastatori e i vigili del fuoco con un escavatore. Ad essere stati rinvenuti sono armi e munizionamento vario, abilmente occultati in punti diversi della proprietà. In un tubo in PVC interrato sotto un cumulo di pietre sono stati scovati 2 fucili doppietta in buono stato di conservazione, 26 cartucce calibro 12 di varie marche e diametro e 10 proiettili calibro 38, mentre sotto un secondo cumulo di pietre era occultato un barattolo in vetro con ulteriori 3 proiettili calibro 12. Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro, poiché detenuto in assenza di titoli di polizia. Coronavirus, al via i test per individuare gli asintomatici, coinvolti 11.000 siciliani. Il campione di persone scelto dall'Istat sarà contattato dalla Croce Rossa Italiana per effettuare il prelievo. Altre 150 persone invece saranno contattate dalla Regione. Vediamo. Il campione è stato scelto dall'Istat, ma di contattarlo si occuperà la Croce Rossa. Entra nel vivo in Sicilia l'indagine voluta dal Ministero della Salute con la collaborazione della Regione per stimare il numero di asintomatici da coronavirus. 11.000 siciliani residenti in 120 comuni saranno chiamati dalla Croce Rossa Italiana e invitati a presentarsi nei punti di prelievo più vicini, che siano ASP o guardie mediche. L'adesione è volontaria, ma il test è gratuito e servirà a capire se c'è da preoccuparsi ancora per il virus. È importante rispondere all'eventuale chiamata del personale sanitario incaricato di questa indagine, dice l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, perché si può contribuire nel cambiare le sorti della battaglia che tutti stiamo conducendo contro il coronavirus. Facciamo appello, prosegue, alla sensibilità dei siciliani che in questa emergenza, sino dalla fase iniziale della crisi, hanno dimostrato di essere ancora una volta un popolo straordinario. Ai selezionati sarà effettuato un prelievo e un test sierologico. Se il risultato sarà positivo e dunque si scoprirà la presenza degli anticorpi generati dal virus, si procederà all'isolamento e al tampone. L'indagine, su proposta dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, coinvolge anche i medici di medicina generale e i pediatri. La ricerca, fra gli altri elementi, punta a capire quanto ha inciso la pandemia in funzione di genere, fascia d'età e condizioni sociali per stabilire come contenere il contagio e valutare un'eventuale campagna di vaccinazione quando questa sarà possibile. Agli 11.000 scelti dall'Istat poi si aggiungeranno i 150.000 selezionati dalla Regione. La Sicilia infatti ha promosso una propria campagna di test sierologici riservata a precise fasce di popolazione, fra cui ad esempio i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, del volontariato impegnato nell'emergenza coronavirus, personale delle case circondariali e detenuti, ai quali l'esame viene somministrato anche questo gratuitamente. Il Lions Club dona un ventilatore polmonare all'ospedale di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un'iniziativa sicuramente lodevole questa del Lions Club, con addirittura il governatore, il dottore Collura, che ha voluto presenziare all'iniziativa. Sicuramente un'iniziativa lodevole, con il dottore Collura e con il Club Service
Lions, noi abbiamo già avuto modo di poterci confrontare in altre occasioni ed è nato già da Natale, quando mi sono recato al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, un rapporto diciamo, di collaborazione veramente efficace. È evidente che il periodo Covid ha messo in moto nei confronti dell'azienda una solidarietà che è stata veramente encomiabile da parte di tanti e in particolare anche del Lions Club, che ha oggi donato un ventilatore polmonare con annesso il monitor multiparametrico, ed è sicuramente una strumentazione importante che noi speriamo di non utilizzare per le problematiche delle terapie intensive Covid, ma qualora ce ne fosse bisogno l'ASP di Agrigento e gli ospedali di Agrigento saranno ben attrezzati per assistere i cittadini. Ringrazio il Lions, ringrazio il dottore Collura e penso che nelle prossime settimane avremo modo di rivederci e di nuovo di rincontrarci, perché oltre a questa iniziativa di consegna del ventilatore polmonare già c'è in progress un'altra importante iniziativa che riguarderà i presidi ospedalieri o qualche presidio ospedaliero dell'ASP di Agrigento per ulteriormente implementare le apparecchiature che riguardano non solo la terapia intensiva ma anche le terapie subintensive. Quindi è encomiabile l'azione che hanno portato avanti e sicuramente è encomiabile anche questa attenzione che è stata posta nei confronti dell'ASP di Agrigento. Intanto come governatore chiaramente ho una visione distrettuale e quindi tante iniziative ho fatto su tutto il territorio regionale, però è anche vero che l'aspetto campanilistico non viene meno e quindi in quanto agrigentino ho cercato di attenzionare particolarmente la nostra provincia e ritengo che l'iniziativa di quest'oggi è un'iniziativa che rientra proprio in una scelta più o meno discrezionale, ecco così si può dire, dell'assegnazione di un ventilatore polmonare. A questo, come ha detto bene il direttore, seguirà anche un altro momento davvero interessante. Siamo in Italia tra i 17 distretti Lions, uno dei 5 a cui è stata assegnata una postazione subintensiva e questa è un'altra cosa importante perché è frutto anche di un certo lavoro, perché parto dal presupposto che non è importante chi sei ma è importante cosa fai e quindi io ritengo che sostanzialmente abbiamo fatto davvero tanto quest'anno come Lions a livello distrettuale con risultati davvero esaltanti. Ricordo che proprio qualche mese fa abbiamo anche donato presso l'ospedale di Agrigento, in pediatria ad Agrigento abbiamo anche donato un acquario che sicuramente diventa anche un altro gesto, un altro simbolo importante per quanto riguarda quindi l'iniziativa Lions a sostegno della solidarietà. Noi siamo per migliorare le condizioni di quanti stanno male intorno a noi. Io sono convinto che attraverso questa attività, attraverso questa nostra azione abbiamo dato un segno tangibile di quello che significa solidarietà. Lo facciamo con grande generosità, lo facciamo con grande amore e siamo sempre a disposizione del prossimo. Birgi vuole volare, convocato un flash mob all'aeroporto per denunciare la scelta di Alitalia di lasciare lo scalo trapanese. Vediamo. Cerchiamo di fare un'azione corale a vantaggio del territorio al quale non manca nulla, sotto qualsiasi profilo. Ci vuole un po' di buona volontà e cercare di essere uniti nell'azione, nella promozione di questo benedetto territorio. Così saremo anche in grado e funzionali all'aeroporto stesso, che diventa pure attrattivo di compagnie, della bellezza, perché poi è la domanda che fa anche l'offerta, cioè più gente chiede di venire in questo territorio, maggiore sono le caratteristiche. Io non mi sento né alternativo né il gabinetto dell'aeroporto di Palermo, noi siamo un territorio che chiede pari dignità, abbiamo un aeroporto e lo dobbiamo saper far funzionare, per questo posso dire in maniera certa che ho a fianco la Regione, ma non per fare una difesa di parte, ma la Regione indiscutibilmente ha ricapitalizzato questa società per già ben 2 volte, ci ha assegnato 9.400.000 euro con la legge 14 per la promozione e l'apertura di nuove rotte, farà ancora una nuova capitalizzazione perché abbiamo vissuto momenti drammatici. Non più tardi della settimana scorsa sono stato a colloquio per quasi 2 ore col Presidente della Regione che ha voluto
spiegato esattamente qual era l'andamento dell'aeroporto, quello che stavamo facendo e quali erano le mie idee per lo sviluppo dell'aeroporto. Credo che alla Regione più di quello che mi sta dando non posso chiedere. Chiedo molto di più al governo nazionale, con l'abolizione per fortuna del distanziamento a bordo che è stato eliminato, con l'abolizione dell'addizionale comunale sul biglietto aereo, con una maggiore attenzione sui piccoli aeroporti che tantissimo fanno nel tessuto territoriale, tantissimo possono sviluppare il tessuto nazionale. Se questo è anche dagli annunci del Vice Ministro, mi auguro che nel più breve tempo possibile avremo risultati importanti e soprattutto che questa terra non diventi all'Italia centrica, ma che dia la possibilità a tutti di potersi sviluppare. Il patrimonio di passeggeri di questa terra supera i 180 milioni di passeggeri. All'Italia serve non più di 45 milioni di passeggeri, quindi c'è una fetta grandissima da dover soddisfare, che chiaramente l'Italia non può, nonostante dicono che avrà 105 aeroplani, non potrà sostenere. Quindi che sia vantaggio per tutti poter avere un territorio, gli aeroporti e compagnie che possano dare spazio a tanta gente che oggi è venuta qua. Dalle ultime notizie di stampa, dichiarazioni fatte dal Vice Ministro Cancelleri e ieri anche la dottoressa Laschena ha detto che aveva già mandato la nota al Ministero per inserire Trapani e anche Comiso tra gli aeroporti aperti, quindi è il 21 di giugno il primo volo che accoglieremo con gran festa di Ryan e dopodiché cominceranno tutte le altre compagnie, così anche la nuova compagnia entrante Albastar che effettuerà i voli da Trapani. Chiuso, aperto, si va via, chi viene, ma non c'è quasi un gioco al muro di gomma? Ma no, io penso che ci siano stati dei piccoli errori che hanno creato grande imbarazzo. Assolutamente no, abbiamo risolto il problema per quanto riguarda la riapertura, si partirà regolarmente il giorno 21, ci sarà Ryanair che effettuerà il primo volo, insomma piano piano, certo. Consentitelo, un po' di sfiga l'abbiamo avuta, una volta l'Italia che va via, il Covid, certo una serie di cose messe una dietro l'altro fanno un gran problema, cerchiamo di superarle tutte, la vita è bella così e dobbiamo lottare, insomma io ritengo che avremo una nuova primavera e l'abbiamo avuta, non abbiamo da dimostrare nulla perché su questa terra lo abbiamo avuto, dobbiamo certamente lavorare perché ritorniamo ad avere i famosi 2 milioni di passeggeri. Abbiamo tutte le condizioni, non è cambiato nulla dal 2012 quando l'ho lasciato oggi, non è cambiato assolutamente nulla, le bellezze sono tutte qua, dobbiamo soltanto rimettere tutte cose, i tasselli al loro posto. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. 18 medici indagati per la morte di una neonata, i dettagli nel servizio. 18 medici indagati per il caso della morte di Sofie, la neonata deceduta durante il trasferimento in ambulanza all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì verso il San Giovanni di Dio di Agrigento, dove c'è il reparto di terapia intensiva neonatale. Il pubblico ministero Chiara Bisso, come atto dovuto, sottolineano fonti vicini ad ambienti giudiziari, ha notificato l'avviso degli accertamenti tecnici ripetibili a tutti i medici e gli infermieri che si sono occupati del caso. In questo modo potranno difendersi compiutamente e partecipare con la nomina dei propri consulenti all'autopsia sul corpicino della neonata che sarà eseguita domani dopo il conferimento dell'incarico al medico legale Antonina Argo. La piccola era venuta al mondo giovedì scorso, secondo quanto si apprende, con un parto cesareo praticato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. La neonata avrebbe accusato dei problemi di natura cardiaca che nel giro di poche ore si sarebbero aggravati. I medici che hanno assistito la madre pare che avessero reputato in pericolo di vita la neonata, tant'è che è stato disposto il trasferimento verso l'UTIN, la terapia di intensiva neonatale dell'ospedale del capoluogo, reparto più attrezzato per assistere la piccola. La bambina l'indomani, dopo alcune complicazioni, è stata caricata su un'ambulanza che in emergenza avrebbe dovuto raggiungere Contrada Consolida, dove i medici avrebbero dovuto cercare di salvarla, ma durante il tragitto il cuoricino della piccola si è fermato e dopo mesi e mesi di gestazione si è consumata la tragedia su cui adesso la procura, coordinata da Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo per far luce sull'episodio.
L'iscrizione sul registro degli indagati e la notifica dell'avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili è un atto che per prassi si effettua per consentire agli indagati di esercitare la propria difesa nella fase processualmente decisiva dello svolgimento dell'autopsia. I genitori della piccola, assistiti dall'avvocato Calogero Licalzi, hanno presentato un esposto per far chiarezza sui fatti. I medici indagati potranno farsi assistere da un consulente di parte. Al medico legale incaricato dalla procura spetterà individuare le cause del decesso e un eventuale nesso tra la condotta dei medici e la morte della neonata a partire dalla fase del parto ed eventualmente a quella precedente. Maxi sequestro ad opera della Procura di Palermo. Si tratta della prosecuzione dell'operazione antimafia All-in. I dettagli nel servizio. Sequestro preventivo urgente, quello eseguito dalle Fiamme Gialle di Palermo nei confronti di una società palermitana che gestiva 2 importanti centri scommesse nel cuore di Milano. Le attività si collocano nell'ambito dell'operazione All In, che lo scorso 8 giugno culminò nell'applicazione di misure cautelari nei confronti di 10 soggetti a vario titolo, indagati per la partecipazione ed il concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso Cosa Nostra, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Ma di non impegno come un voluto tu, non ce la vista la cosa niente, quindi i soldi ce li siamo presi tutti. Ma invece la cosa è 179, 129. No, quindi avanza la mia, avanza la banca che è una federazione di soldi, 170.000 euro si pigliò dopo. Sai, io dico fino all'ultima lira. Fino all'... No, ma tu ci fai un po' stare Con il medesimo provvedimento il GIP aveva inoltre disposto il sequestro preventivo di 8 centri scommessa con sede in Sicilia, Lombardia, Lazio e Campania. Nel mirino della Guardia di Finanza e della Direzione Distrettuale Antimafia è ora finita un'ulteriore società che si occupava della gestione di 2 centri scommesse, come detto, nel capoluogo lombardo e che, sebbene intestata a un soggetto prestanome, è stato dimostrato essere di fatto riconducibile agli indagati Vincenzo Fiore e Cristian Tortora, entrambi raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare eseguita l'8 giugno ed attualmente ancora detenuti. Il volume di gioco registrato nei primi 2 mesi dell'anno dalle 2 agenzie, sino all'interruzione dell'attività imposta a causa dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-19, è stato di oltre 500.000 euro. Parliamo adesso della tragedia della Nuova Iside. Ci sono 2 indagati, sono gli ufficiali della petroliera Vulcanello. Dopo il sequestro della nave, la Procura notifica gli avvisi di garanzia e dispone accertamenti del RIS sullo scafo dell'imbarcazione. C'è il servizio. Dopo il sequestro della nave arriva l'iscrizione nel registro degli indagati di 2 ufficiali della petroliera Vulcanello. Un cittadino italiano e uno straniero sono accusati di omicidio colposo, sommersione di nave e omesso soccorso per il naufragio della Nuova Iside, il peschereccio di Trapani scomparso il 12 maggio scorso a circa 10 miglia da San Vito Lo Capo. I 2, secondo il diario di bordo, quando la petroliera ha incrociato la rotta della barca di pescatori, dovevano controllare il radar nella plancia di comando. L'ipotesi è che la Vulcanello abbia avuto una collisione con la Nuova Iside, mentre nessuno vigilava. La svolta è avvenuta dall'esame della scatola nera della petroliera. Dalle prime analisi si sente un rumore e si registra un rallentamento proprio intorno alle 23, quando la posizione del peschereccio coincide con quella del cargo battente bandiera italiana. La Vulcanello, ormeggiata al porto di Augusto, è stata sequestrata per consentire ai magistrati di poter effettuare un accertamento tecnico irripetibile che verrà eseguito dai carabinieri del RIS. A bordo della Nuova Iside c'erano Matteo Lo Iacono, il figlio Vito e il cugino Giuseppe. Il corpo di Vito, 27 anni, e l'imbarcazione non sono stati ancora recuperati. Le ricerche di Marina e Guardia Costiera continuano. L'isola di Salino ottiene 4 vele che si aggiungono alla bandiera blu. Vediamo. Il mare di Salina ottiene un altro prezioso riconoscimento. L'isola, situata nell'arcipelago delle Eolie, ottiene infatti le 4 vele nell'ambito dell'appuntamento annuale Il mare più bello di Legambiente e Touring Club. L'isola è tutta da scoprire e da visitare a partire dalle meravigliose spiagge e dal suo mare.
All'inizio di una stagione turistica che desta preoccupazione per i numeri a causa dell'emergenza sanitaria, arriva questo importante riconoscimento per Salina, l'isola verde dell'arcipelago eoliano, famosa per essere stata scelta quale set cinematografico per il film Il Postino con Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta. Nell'ambito delle iniziative di Legambiente e Touring Club, Salina ha ottenuto, come detto, il prezioso riconoscimento delle 4 vele. L'isola è stata premiata non solo per la qualità delle sue acque marine, ma anche per il consumo energetico, la depurazione delle acque, l'energia, la presenza dei servizi, la qualità dell'ambiente, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e ancora la sicurezza alimentare e l'utilizzo del suolo. Le 4 vele di Salina si aggiungono così alla bandiera blu, assegnata a maggio alla Marina di Lipari, a Stromboli, Fico Grande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto e Acqua Calda. L'isola di Salina misura poco più di 26 km² ed è la seconda per estensione e popolazione dopo Lipari. Ha appena 2.300 abitanti, ma ben 3 comuni: Santa Marina Salina, Malfa e Leni. Il suo territorio è formato da 6 antichi vulcani. Un piccolo paradiso immerso nella natura e circondato dalle acque cristalline del Mar Tirreno, uno dei tanti luoghi che meritano di essere visitati in Sicilia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.